Purtroppo in questo territorio abbiamo sempre appunto la presenza della cosiddetta eroina gialla, che vuol dire eroina ad elevata concentrazione, quindi con un pericolo maggiore di overdose, ma purtroppo è sempre in continuo aumento anche la diffusione di cocaina e l'associazione con alcol. Eroina, cocaina, ma anche nuove sostanze psicoattive, una classe eterogenea di composti prevalentemente ad effetto allucinogeno. Non esiste un osservatorio più completo dell'uso di stupefacenti del laboratorio di tossicologia clinica e forense dell'Ulstra Serenissima a Mestre, cartina al tornasole degli effetti letali provocati dal consumo di droghe. Per quanto riguarda i decessi abbiamo un numero di casi che variano tra i 60 e i 70 all'anno, qualche caso fino anche a 100 e un aumento sì certamente c'è stato in questi ultimi anni legato alla grossa diffusione purtroppo degli stupefacenti. Qui si analizzano campioni biologici e non per finalità di tossicologia forense e di tossicologia clinica provenienti dalle province di Venezia, Treviso e Rovigo, ma l'attività si allarga anche ad altre zone del Veneto per quanto riguarda l'analisi di materiali sequestrati dalle forze dell'ordine. Un'attività in cui la precisione e la freddezza imposta dall'analisi scientifica non cancella il dramma delle vite spesso spezzate che testimonia ogni provetta. Quello che rimane impresso è il problema dell'esposizione rispetto ai giovani e giovanissimi. Noi vediamo qualche volta giovani che per esempio abbandonano la scuola, non hanno più alcun interesse rispetto all'ambiente familiare, rispetto allo sport, rispetto alle altre attività di tipo culturale, perché purtroppo fanno uso di stupefacenti. In questo caso anche la cannabis è un problema importante per quanto riguarda i giovanissimi.